Piuttosto di prendermi il Covid vado in bicicletta. È questa la scelta di Alessandro, che a 16 anni da martedì ha deciso di non prendere più l'autobus per andare a scuola. Una scelta all'apparenza simile a quella di molti altri ragazzi e ragazze, e tra l'altro caldeggiata da sindaci e amministratori pubblici, ma in realtà decisamente diversa, considerando che Alessandro parte da Badoere per arrivare al liceo scientifico Da Vinci a Treviso. Più o meno 18 km in andata e altrettanti in ritorno, percorsi pedalando con uno zaino tutt'altro che leggero, in gran parte lungo lo Stiglia, se non altro certamente più sicura della Noalese. La decisione è già dopo il primo giorno di scuola, raggiunta con un bus della MOM. Le navette non hanno distanze di sicurezza, siamo tutti attaccati, come in un pollaio si può dire. La situazione è uguale a 1 anno o 2 anni fa, non è cambiato nulla. Una scelta che però giocoforza finirà con l'arrivo del freddo e delle brutte giornate. Poi è impossibile e quindi sono costretto a prendere le corriere anche se la situazione è molto difficile. Per questo papà Antonio ha chiamato Antenna 3 per sollevare il problema assembramenti, perché la sua famiglia non può permettersi un possibile contagio, considerando in particolare che Alessandro ha contatti quotidiani con gli anziani nonni. Ho dato l'autorizzazione di andare a mio figlio perché piuttosto che rischi qualcosa come Covid, preferisco che vada in bicicletta, anche se è molto lunga la strada da qui a Santabona. E quindi ogni volta che lui arriva o che deve tornare, voi come lo lasciate andare? Ma io sono a Padova che lavoro, però ho tanti pensieri, sto pensando a lui se è arrivato, se va tutto bene e il ritorno. Quindi voi cosa chiedete al trasporto pubblico dopo questa esperienza? I mezzi sono rimasti quelli di 1 anno, 2, 3 fa. Lo stesso sistema, pur consapevoli che c'è un virus che è in atto e non va bene. Vogliamo assolutamente che aumentino i mezzi di trasporto, ma non solo per noi, in generale per tutti, perché questo problema è di tutti.